anche quest'anno il presepe, ormai un'edizione, non diciamo manco più quanti anni sono, però diciamo che ha aggiunto, come ogni anno, ha aggiunto un elemento, e quest'anno l'elemento aggiunto è stato il pensiero per Genova. Esattamente, sì. Abbiamo pensato di fare appunto quella sfida lì dedicata per Genova, per le vittime, poveretti e tutto quanto. Abbiamo formato questa associazione e vedo che va abbastanza bene, sperando che continui, ecco, perché ormai è venuta un po' una tradizione, oltre il fatto che per me, per tutta la gente, e vedo che ne vengono abbastanza. Fino a quando rimane il presepio? Rimane acceso sino alla canderola, al 2 di febbraio. Poi si pensa già l'anno prossimo. Sì, ecco, sperando che questi ragazzi continuino, ecco, perché insomma, per ora la voglia c'è. Li ho seguiti un pochettino, sai com'è, ecco. E quindi poi dopodiché ci saranno i misteri della Pasqua, ecco. Esatto, sperando, ecco, perché l'anno scorso avevo fatto le crocefissioni lassù nell'orto, lassù non avevo fatto. Quest'anno sperando che appunto, come si dice ai ragazzi, con questo gruppo di ragazzi. Esatto, perché non ce la faccio più, ecco. In piano vado, ma in salita e... San Saturnino il borgo si trasforma per una giornata nella città di Betlemme. Come è organizzata questa giornata? Come si svolge? La giornata si svolge proprio con un'atmosfera di Betlemme, e tutte le persone che sono arrivate, sia figuranti che visitatori del presepe, vivranno questo momento, stanno vivendo questo momento, perché tutti si devono più o meno censire, entreranno dentro e mangeranno, saranno ospitati, saranno cacciati. E quindi proprio sarà un'atmosfera serena e tranquilla. Cioè abbiamo cercato di far rivivere la Betlemme di una volta. Quanti figuranti, quante persone sono coinvolte in questa iniziativa? Saranno circa un centinaio, perché abbiamo continuato a vestire persone che noi non pensavamo mai. All'ultimo momento sono arrivati personaggi. Devo anche riconoscere che abbiamo chiesto dei costumi alle Grazie d'Amore, che hanno contribuito molto, anzi loro sono molto vicine a noi. E quindi ecco, anche troverete dei vestiti poveri, però dei vestiti anche di un certo spessore, e questi sono i loro. E quindi io li devo ringraziare. E ringrazio il gruppo di San Saturnino perché mi chiama e mi invita a collaborare con loro. Anch'io sono un po' ospite, però mi sento un po' di San Saturnino.
È il secondo anno che si svolge questa iniziativa. Ecco, perché l'idea di continuare a portarla avanti? Cos'è che anima e motiva questa decisione? Diciamo che è il momento dove raccoglie più persone, raccoglie più partecipanti e fa conoscere il paese in tutto, perché non so se avete notato tutto quello che le bancarelle, dove tingono le ragazze, è stato fatto. Io ho detto facciamo questo, loro hanno realizzato, cioè quindi c'è proprio un qualche cosa che vogliono far capire quanto valore ha un paese e quanta storia, quante cose si possono fare con le persone, e quindi loro continueranno. Questa è una seconda edizione diversa perché non ci sono stati, sì, si leggerà adesso un testo del Vangelo, un'attività, però è, diciamo, perché nessuno sapeva chi era Maria Giuseppe, e anche adesso nessuno sa chi è Maria Giuseppe. Non è vestita la Maria nella solito abito rosa, quindi è un momento che infatti tutti chiedono ma quali sono, dove sono, però ci saranno, ci sono. Quindi c'è anche una forte dimensione spirituale, religiosa. Beh, certo, sì, e altrimenti, cioè, almeno io mi muovo sempre cercando di dare tutto questo con molta semplicità e adattandomi a tutto alle persone che mi trovo intorno, però sì, il momento della spiritualità c'è ed è molto alto, specialmente in questo momento che ne abbiamo tanto bisogno. È stato difficile organizzare, mettere insieme comunque un centinaio di persone in un borgo così piccolo? No, non è stato difficile perché le persone sono arrivate con molta tranquillità e serenità, quindi non abbiamo dovuto faticare e si sono prestati, vedi anche adesso stanno danzando, però liberamente, nessuno gliel'ha detto, però si stanno liberando, vuol dire che si sono trovate bene nell'ambiente. Questa giornata è una giornata importante per il borgo di San Saturnino. Quanto è sentita? Beh, molto sentita come manifestazione, come anche altre che facciamo, però questa qua diciamo che poi è la prima dell'anno che facciamo e quindi forse ha un significato anche diverso, differente dalle altre. E a parte dall'aspetto religioso che comunque ci tocca a tutti, è un modo poi anche un modo un po' anche un simbolo di quello che vogliamo fare in questo paese, dove vogliamo creare proprio un'atmosfera antica. Adesso abbiamo dato il nome di Betlemme, però in realtà noi immaginiamo il nostro paese come della vecchia vita contadina, e al di là di averci dato questo per questo tipo di manifestazione, il nostro scopo è questo. E anche come Circolo Acli avremo la nostra sede dentro all'antico frantoio, dove adesso stiamo iniziando a fare dei lavori, dove poi vorremmo creare appunto una sorta di museo, una sorta di luogo dove le persone che verranno qua potranno in qualche modo capire che cos'era la vita di un paese come San Saturnino. Tu che personaggio interpreti oggi? Io non interpreto nessun personaggio, ma diciamo che giro come girano gli altri figuranti nel paese a dare un occhio che tutto venga fatto. A parte che anche gli altri sanno benissimo quello che devono fare, però comunque sorge sempre un piccolo problema, e allora il mio compito è quello di guardare un attimino, di controllare che nessuno di noi gli manchi qualcosa, e che soprattutto anche i nostri ospiti siano contenti di stare qua insieme a noi. Laura, che personaggio interpreti? Interpreto una tintrice e sono qui con queste fanciulle che anche loro mi aiutano a tingere le vesti che stendiamo al sole. Come funziona? Come si svolge il vostro lavoro? Il nostro lavoro comincia la mattina presto, prendiamo l'acqua dalle fonti, usiamo dei colori e mettiamo dentro i panni per preparare tanti vestiti diversi ai nostri figli, ai nostri mariti che sono impegnati durante tutto il giorno,
lavorano, c'è chi in osteria, chi fa il falegname, chi ha le bestie. Tu sei di San Saturnino, che cosa rappresenta per te un evento, una giornata come quella di oggi? Tanta gioia perché ci permette di stare tutti insieme prima di tutto e di dare anche un senso spirituale alla nostra comunità, un modo per festeggiare in maniera diversa il Natale e l'Epifania, cercando di ricordare la tradizione. Incontriamo il falegname, ecco, che cosa stavi realizzando? Da qualche anno che mi appassiono di scultura e adesso sto realizzando una pergamena in legno e ho fatto un'attività, nel corso degli anni ho accumulato degli attrezzi antichi e basta. È una giornata dedicata ai vecchi mestieri di un tempo, per far rivivere anche il borgo. Ovviamente sì, anche quello. E che significato ha per te questa giornata? Intanto la comunità, la nostra comunità di San Saturnino, comunque negli ultimi anni ci siamo ritrovati, ci siamo molto uniti e facciamo tanti eventi in paese, e tra cui questo, il Presepe, la seconda edizione. L'anno scorso ci è piaciuto, quest'anno anche con l'aiuto della Rebuzzi siamo riusciti a tirare su una bella cosa, insomma. Che personaggio interpreti? Io sono una nobildonna e sono qua per il censimento e sto cercando disperatamente da dormire e da mangiare, ma non riesco a trovare e sono molto preoccupata. Sono anziana, non vedo molto bene e sono anche preoccupata per i miei animaletti perché sono molto spaventati. Quindi è una giornata bella, una giornata di festa. Che cosa rappresenta per te essere qui oggi? Assolutamente sì, è una giornata di festa, è una bella giornata, è un momento per stare tutti quanti insieme ricordando una cosa che dovrebbe unirci assolutamente, e speriamo che questo serva a farci ricordare quelli che sono i principi importanti con cui vivere e per cui vivere. È il primo anno che partecipi a questa rappresentazione o anche l'anno scorso? È il primo anno, l'anno scorso avevo qualche acciacchetto e quindi non ho potuto farlo, però col gruppo teatrale non è la prima volta. Quindi lo spirito di questa giornata? Lo spirito di questa giornata secondo me è quello che ti ho detto prima, la convivialità, lo stare insieme e ricordarci perché dovremmo stare insieme in pace e in armonia. Chi sono e che cosa fanno i mercanti di legna? Allora, praticamente siamo arrivati qua qualche ora fa con della legna, abbiamo barattato e abbiamo anche ottenuto dei denari per poter poi anche sostentarci, e adesso cercavamo una locanda per questa notte. Per quanto riguarda la giornata di oggi, come è strutturata? Qual è il programma? Cioè, che cosa si farà tra poco? Allora, semplicemente adesso c'è il borgo che si è trasformato nell'antica Betlemme, quindi si può vedere, è stata riprodotta la vita di una volta, come funzionava, quindi con il mercato, lassù c'è la zona con la tintoria, ci sono poi la locanda dove si può bere, mangiare, sostentarci, e quindi adesso si sta un po' ricreando. Poi più tardi forse potrebbe arrivare una coppia speciale che penso tutti potrebbero conoscere, in cerca di riposo per la notte. Che cosa rappresenta per te questa giornata? È un'occasione per rivivere un momento molto importante, chiaramente penso della cultura e della storia di ciascuno di noi, anche sicuramente un modo per divertirsi e poi anche per rivivere per qualche giorno le usanze tipiche di un popolo del passato comunque.
Il presepe vivente a Montallegro è stata un'occasione che ci ha offerto molto gentilmente Don Gianluca Trovato, rettore del santuario di Montallegro, visto che quest'anno incorre il 10° anniversario di quando è nata l'idea di realizzare un presepio vivente nella città di Rapallo, che abitualmente viene fatto prima del Santo Natale. Allora gentilmente Don Gianluca ci ha dato la possibilità di proporre questo evento prima dell'Epifania qui nel santuario di Montallegro. È organizzato dall'associazione Vecchio Borgo in collaborazione con l'associazione Pro Loco Capitaneato di Rapallo. La partecipazione è stata di una quindicina di persone qua al santuario di Montallegro. Normalmente nella presentazione che viene fatta prima del Santo Natale la partecipazione è un po' più massiccia, ma ovviamente gli impegni poi impediscono a tutte le persone di partecipare nonostante la volontà di farlo. Il messaggio l'ha detto Don Gianluca durante la funzione, cioè è molto importante la presenza del segno della Natività, il segno dell'arrivo dei Re Magi durante la celebrazione dell'Epifania. L'Istituto da 10 anni collabora realizzando gli abiti che voi avete visto sfilare, sono molti di più, oggi solo una rappresentazione in piccolo. In realtà prima di Natale il presepe vivente sfila per le vie di Rapallo nel centro storico. Quest'anno 10 anni che esiste il presepe vivente e l'Istituto Duchessa di Galliera ha voluto donare in occasione di questo decennale gli abiti realizzati dalle nostre ragazze nei nostri laboratori. Quest'anno poi è un anno particolare, abbiamo avuto a Rapallo dei problemi legati alla mareggiata e il presepe è sempre stato realizzato nel centro storico su una barca, la Natività è arrivata sulla barca e quest'anno ha avuto un significato particolare, ancora più significativo. Le nostre ragazze sono state veramente, come dire, attente a portare in dono questi abiti con tanta attenzione. Quel primo Natale a Montallegro è stato particolare, nel senso che devo confessare anche un po' di nostalgia per i Natali passati e per le persone che ho accompagnato non solo a Natale ma anche a Pasqua, a Pentecoste, al Corpus Domini nelle parrocchie che ho lasciato. Però è stato anche bello poter essere nella casa di Maria, poter vivere questa esperienza insieme alla gente di Rapallo che mi dimostra giorno dopo giorno un'affezione straordinaria nei confronti della Madonna. E poi, visto anche il tempo clementissimo che ci ha visitato in questo periodo, è stato anche un tempo di tante visite al santuario da parte di gente di Rapallo, della Fontana Buona, ma anche di tanti turisti che hanno approfittato dell'occasione per vivere la liturgia e per confessarsi. Il messaggio per questo Natale credo che sia il messaggio di tutti i Natali: Dio si fa vicino, Dio ci viene incontro, Dio si fa bambino, Dio si fa vedere, si fa toccare, entra dentro la nostra storia. In questo senso ci vogliono occhi capaci di saperlo riconoscere nel bambino, nell'adulto, nell'anziano, nel povero, nel ricco, nel borghese, in qualsiasi persona, qualsiasi genere di lavoro faccia o chiunque esso sia, lì si nasconde la presenza di Cristo. E poi occorre una grande fede per saperlo riconoscere nei sacramenti e nella Chiesa. All'interno della cappella di San Giuseppe c'è un presepe statico. Chi l'ha fatto e quali sono le peculiarità di questo presepe? Franco Moresco ha fatto questo presepe, l'ha fatto nel 2006, è particolarissimo perché è tutta opera di artigianato manuale e ogni singolo particolare racconta qualcosa del nostro territorio, le case in pietra, gli orti coltivati, le gemme sugli alberi che stanno fiorendo. Occorre semplicemente guardarlo non con uno sguardo approssimativo ma soffermandosi sui particolari. Credo che questo valga non solo per i presepi ma questo valga per la vita. Qual è il particolare di questo presepe che più ti affascina? Quello che più mi affascina l'acqua che esce dalla roccia e quello sotto con il bicchiere che cerca di prenderla quando ce la fa.
Tradizionale presepe vivente qui in Val Graveglia, un momento importante di comunità. Sì, è un momento in cui tutta la comunità si ritrova in questo momento e cerca anche un po' di riscoprire quello che è il suo passato, quelle che sono le sue tradizioni, le cose più importanti, ciò che ci hanno consegnato i nostri padri, e cerca di farlo rivivere anche in questo momento, cercando anche di fare una proposta un po' anche alla gente che viene da fuori, ecco. E quindi è un momento importante di riscoperta delle proprie tradizioni, direi. Per i bambini il presepe può essere un modo divertente ma comunque importante per insegnare qualcosa di catechistico. Sì, il presepe, in particolare l'Epifania, sono un momento in cui ci viene detto qualcosa sulla bellezza, no? Sull'uomo che cerca la bellezza e che la scopre in Gesù, in questo Dio che si è fatto bambino, che è diventato bambino. E quindi per i bambini è stato molto, direi, molto bello e molto importante partecipare, fare delle prove al coro delle Mani Bianche, a cui hanno partecipato direi con una certa vivacità, e insomma spero che poi abbiano scoperto anche qualcosina per loro stessi, che li porti al significato autentico del Natale. Ecco. Un momento importante per la comunità qua di Statale. Quante persone sono coinvolte? Coinvolte siamo in una decina che facciamo i lavori e ci abbiamo messo ieri tutto il giorno e tutto questa mattina. Il risultato mi sembra buono, il tempo ci ha aiutato, grazie a Dio. Mi sembra che gente ce n'è, insomma siamo contenti, felici, stanchi ma felici. Come figuranti saremo una ventina, abbiamo i 3 re magi, poi noi tutti ci siamo vestiti. Poi ci sono tutti i mestieri in paese, ce ne saranno una ventina, tutte in paese, e poi c'è la parte mangericcia dove c'è la polenta, testaglieux, tutte quelle cose, le galline, eccetera, eccetera. Ogni anno siamo in tante parrocchie, lo facciamo una volta a Statale, una volta a Reppia. Per me personalmente a Statale è bellissimo, ci tengo tantissimo. Lo faccio proprio col cuore, io e la Patrizia che era qui con me poco fa. Ci dedichiamo proprio veramente tanto e mi piace molto. Qual è il messaggio che il presepe può dare al giorno d'oggi? Il presepe è il giorno dell'Epifania, è il giorno della manifestazione, è il giorno della pace, che ci sia la pace in tutto il mondo. Come funziona? Ci può far vedere? Facilmente. Si mette pannocchia dentro, sono di ingranaggio. Un tempo si usava molto? Moltissimo. Era perché prima la sgranocchiavano a mano, invece poi qualche inventore ha fatto questa macchina. È faticoso? No, bisogna tenerci, Mario, no. Se c'è uno di braccia buone ne sgrana un paio di quintali, un quintale l'ora tranquillo. Abbiamo imparato pian pianino e qualcosa facciamo. È da tanti anni che lei fa queste cose? Ho imparato da mia suocera e mi piace farlo, mi piace fare sciarpe, mi piace fare maglioni, ma adesso la rappresentanza è per i calzini perché mi sembra una cosa più antica, ecco tutto lì. È divertente partecipare al presepe vivente? Sì, è una cosa che fa piacere a chi gli si viene a dare una mano anche, e fa piacere anche a noi nel nostro paese quando vengono a darci una mano a noi, mi sembra giusto. Com'è vivere a Statale? Ha sempre vissuto qui? Sono nata qui e sono vissuta qui perché i miei vengono da Bergamo, sono piantati qua e siamo rimasti qua. E si vive bene? Ma ci accontentiamo, c'è tranquillità, comodità ce n'è poca, però tranquillità tanta. E da quant'è che fa le calzette? Quello lì abbiamo incominciato 7-8 anni, 10. E ne fa tante durante l'anno? No, adesso no, perché sono rimasta sola in famiglia. Fratelli, quelli che portavano i calzini di lana, che lavoravano,
non ci sono più, poi si sono sposati, sono andati ognuno per conto suo. Dunque questa macchina qua, dunque si prende la lana dopo averla lavata per non farla infeltrire, per renderla più soffice mediante questi aculi di ferro che non la rompono ma la allargano le maglie, e quando esce bella un po' soffice e morbida si mette poi nel materasso, resta bello soffice, perché la pecora dà quel prodotto là, però poi bisogna lavarla e per non farla infeltrire, ciao Maria, bisogna lavorarla così per renderla più soffice. Ed è faticoso farlo? Bisogna stare attenti però a questi aculei qua che... È suo questo strumento? Sì, me l'ha dato la nonna, me l'ha lasciata la nonna ancora. Ha bisogno di manutenzione o è sempre lo stesso? È sempre la stessa, bisogna darci ogni tanto un po' d'olio, insomma, un po' di pittura. Lei è qui di statale? Sì. Cosa pensa di questo presepe vivente? È meraviglioso. È già il terzo anno che ci sono, ma sono contento così. Cosa state facendo? Il pane. È faticoso? Più o meno. Chi ve l'ha insegnato? I nonni e i genitori. Com'è il presepe qui di statale? Rappresenta un po' i lavori che si facevano a un tempo e tutti gli impasti e i vecchi macchinaggi e mestieri. Vivete qui a statale? Io vivo un po' a Chiavari e un po' qua. È divertente partecipare a questo presepe? Sì. Avete tanti amici che partecipano insieme a voi? Sì, abbastanza. Come si comportano? Sono brave? Sì, sono bravissime, sono due bambine bravissime, si impegnano, poi adesso stanno imparando a fare il pane, i vecchi mestieri di una volta, cioè che anche adesso non si fanno più tante cose, anche noi coltiviamo la terra, patate, tutte queste cose qua, cerchiamo di tramandargli i vecchi mestieri, le vecchie origini, diciamo, della nostra tradizione. Com'è vivere in Alta Val Graveglia? È bello. È difficile sicuramente, però è molto molto bello, dà tante soddisfazioni, soprattutto per i ragazzi, crescono ancora in maniera sana, hanno anche loro dei problemi perché chiaramente scuole sono lontane eccetera, però diciamo che siamo serviti bene come servizi, come tutto, e cerchiamo di tenere duro, diciamo. Cosa fate qui? Qua affiliamo... Facciamo gelare la mola. Affiliamo i coltelli, tutti gli attrezzi. Com'è? È difficile? No, è un pochino, bisogna essere capaci più che altro. Ma tu giri soltanto o affili anche i coltelli? Giro soltanto per ora. Lei dove ha imparato? Dai vecchi, dai genitori, dai nonni. Lei è qui di statale? Sì. Com'è questo presepe vivente? Com'è come comunità, eccetera? Un bel paesino e bello. L'allievo impara o è un po' uno scansafatica? Piano piano ci vuole del tempo. Impara, la voglia ce l'ha. Lei invece cosa fa? Batto le falce. E com'è come lavoro? Difficile, faticoso? Ma per gli esperti no, per noi dilettanti sì. Lei lo fa solo così come hobby, come figurante? Sì. È un lavoro che veniva fatto dai nostri vecchi. Ecco, a lei chi gliel'ha insegnato? Mio papà e mia mamma lo facevano. Cosa facciamo qui? Facciamo cestini in salice, in olivo, castagno, vitalba anche, quello che capita. E com'è? È difficile? No, assolutamente. Abbiamo imparato, diciamo, dai nonni, dai bisnonni, e quindi una tradizione che portiamo avanti per quello. Quanto ci mettete a fare un cavagno?
Domanda difficile, non si può quantificare il tempo per noi che siamo semplicemente hobbisti, perché il nostro lavoro, diciamo, inizia nel bosco, inizia lungo il fiume per prendere i salici e da lì poi prosegue perché bisogna lavorarlo, bisogna sceglierlo, bisogna spellarlo e poi preparare, diciamo, la base per proseguire, fare il cesto con il manico, senza manico, farlo grande, piccolo, dipende quindi dalle dimensioni. È importante portare avanti queste tradizioni? È importante perché sono lavori che stanno perdendo e quindi noi ci teniamo perché abbiamo imparato dai nostri genitori. Pizzo al tombolo come funziona? Si preparano dei fuselli con del filo, normalmente è un filo apposito molto fine, io sto usando un filo un po' più grosso per rendere un po' più l'idea. Si inizia su di un disegno e poi intrecciando i vari fuselli si segue la trama e con gli spilli si punta il disegno. Finito tutto si tolgono gli spilli e rimane il pizzo che rimane tutto annodato insieme in pratica. Lei quando e dove ha imparato? Ho fatto un corso nel 97 e poi ho lavorato così per hobby, per i fatti miei e adesso era un po' che non ci mettevo mano in effetti, però mi piace, mi rilassa, mi diverte, quindi mi fa piacere essere venuta qua. La sua collega invece cosa fa? Io faccio il punto croce e si utilizza un disegno in cui si copiano i punti e si riproducono su questa tela con un filo che viene diviso a metà. E niente, si fa il disegno per poi decorare le varie stoffe. Può essere un lavoro anche rilassante in un certo senso? Certo, sì, rilassa. Come si chiama questo strumento? Una chitarra lira. Lira. Ah, lira. Lira, è stata fatta nel 1898 da un certo Mossani a Bologna. E come si suona? Come la chitarra normale? È una chitarra normale, c'è un suono un po' differente, un po' più buono del resto. E a lei chi ha insegnato? Dove ha imparato? Così, io sono di cognome Paganini. Qualunque strumento che mi date, bene nessuno, ma strimpello tutto. È un autodidatta quindi? Sì. Qualunque strumento date in mano io suono. Bene nessuno, però... Ti fa sentire qualcosa? Sembra cucinare. Purtroppo è la vita del cuoco. Però mangia anche. No, da che mette gli altri a mangiare ingrascia. Ho visto che c'è un mucchio di gente, sono contento. È una bella iniziativa. Guarda, la prima l'avevo fatta io con Prete Rinaldo, su Areppia, ti parlo di almeno 20 anni fa. E poi è sempre progredita e poi questa... Una giornata così, oggi la gente dove va? Poi statale merita perché tutti i caruggi. È veramente una bella giornata. E anche per la comunità delle Val Graveglia è importante ritrovarsi. Ha tirato fuori un mucchio di reperti che sono roba di 1000 anni fa, visto che devo anche da Chigi, che sono uno spettacolo. E la gente si diverte perché vede cose che non aveva mai visto in vita sua. Anche per i bambini vedo che sono toli. Cosa ha preparato oggi da mangiare? Guarda, ho preparato i fagioli semi, c'è il vin brûlé, poi c'è il pane con lardo e via. Tutta roba dopo le feste. Oggi è l'Epifania, tutte le feste del Porte Via, così non si mangia più. Roba defatigante, insomma. Da qui in avanti insalata, basta. Stiamo impastando il pane. Si fa il pane con la farina, lievito, acqua, sale, chi vuole un goccio d'olio. Ma è un hobby o solo per oggi o un lavoro? No, non è un lavoro, ma ogni tanto lo facciamo a casa, il pane, sì. Fate anche la focaccia o solo il pane? Ma io preferisco la focaccia, mi viene meglio. E infatti abbiamo fatto diversi tipi di focaccia con la salvia, con le acciughe normali. E in base alla preferenza insomma, della persona
viene... E la gente apprezza? Altro che abbiamo riempito già abbastanza 2 o 3 volte, quindi anche perché non ci aspettavamo tante persone, è stato veramente apprezzato, quindi continuiamo a fornire la materia prima. Ecco. Si mangia bene? Molto bene, molto bene. Lei è la prima volta qui in Val Graveglia, immagino. Sì, infatti, dopo essere stato parroco 9 anni e allora ogni tanto si torna anche per ringraziare le persone che ti hanno accolto e che ti hanno appoggiato. E colgo l'occasione per fare i complimenti a Don Paolo ma soprattutto a tutte le persone, perché hanno fatto una cosa meravigliosa oggi, veramente. Tanti complimenti e sempre meglio. Oggi la gente ti giudica per quale immagine hai, vede soltanto le maschere, non sa nemmeno chi sei. Devi mostrarti invincibile, collezionare trofei, ma quando piangi in silenzio scopri davvero chi sei. Credo negli esseri umani, credo